La posizione è assolutamente complicata, il sistema elettorale è molto chiaro, è inutile che anche in questo caso giriamo attorno. Io ovviamente sono un no-due partito, io so che essere dentro un'organizzazione come un partito ci sono momenti in cui ricevi e un momento in cui dai, quindi per me nonostante l'amarezza e la delusione di queste ore lavorerò pancia a terra, come si dice, per portare più voti possibili alla nostra coalizione, al centro-sinistra. Ripeto, non dobbiamo mai farne questioni personali. Ecco, probabilmente uno dei difetti anche della composizione delle liste è che in alcuni tratti si sono fatte delle questioni personali. Che le possibilità di ritornare in Parlamento per la terza volta siano di fatto nulle, Roger Domenech lo ammette con estrema franchezza, così come non mancano stoccate al partito, ma il problema è più profondo e va oltre il suo singolo nominativo. Quando non viene rappresentato il territorio, un partito perde sempre, questa è la verità, è inutile che ci giriamo attorno, e in questo caso in tutto il Veneto questa cosa è successa e è un problema enorme, ma non è un problema per le persone che ci sono o non ci sono, è un problema per il partito. Un partito è quella cosa che deve essere radicata nel territorio e portare le istanze del territorio. Se non fa questo lavoro mette in dubbio la sua essenza, il suo essere. E la posizione di Domenech, questo l'altro dato politico, è condivisa dalla segreteria provinciale con Monica Lotto, che tra l'altro è anche vice segretaria regionale. Le sue parole sono nettissime. Noi qui abbiamo messo delle persone che nulla hanno a che fare con i territori, il Nazionale ci ha imposto delle figure che sono ben distanti dalla montagna, dal Veneto, in particolare dalle esigenze che i nostri cittadini ci hanno in questi anni detto e ribadito, e quindi perdiamo un'occasione importante. In Veneto c'è una bella classe dirigente che doveva emergere e che con queste imposizioni dalla nazionale non è emersa. Alle dinamiche interne dei partiti si aggiunga l'orizzonte statistico di una provincia che rischia di sparire o quasi dal Parlamento, vista la riduzione del numero dei parlamentari. Il taglio dei parlamentari, questo sistema elettorale penalizza indubbiamente i territori deboli da un punto di vista demografico, come la montagna, che spesso vengono sacrificati nei confronti dei territori di fondovalle, eccetera. Questione di forma ma anche di sostanza. A rischiare sono provvedimenti concreti come la legge quadro sulla montagna, che avrebbe già le coperture finanziarie ma ferma in commissione alla Camera. E adesso bisogna sicuramente ripartire da zero, e in questo senso io spero che si possano trovare le condizioni per riprendere quel filo, perché abbiamo bisogno non soltanto della legge sulla montagna, ma che la montagna nel suo complesso, anche rispetto alla sfida del cambiamento climatico, sia al centro delle politiche